Una danza di lune volanti sopra il pubblico che si accende con luna piena. La nuovissima canzone che ha dato il via al concerto dei Negramaro, che ha inaugurato l'estate dei grandi eventi a Udine con uno show coloratissimo, ricco di effetti speciali, spettacolare. Le mani al cielo! La band salentina celebra i suoi 20 anni di attività e sceglie Udine come unico palco del nord-est del loro tour da nord a sud, riaccendendo di fatto i riflettori della grande musica allo stadio a 12 anni di distanza dagli ultimi concerti. Oltre 2 ore e mezza di live nei quali non sono mancate le hit storiche ma anche gli ultimi pezzi. Ad impreziosire lo spettacolo anche 2 emozionanti omaggi che la band ha dedicato a 2 grandi della musica prematuramente scomparsi. Lucio Dalla, a cui Giuliano Sangiorgi ha dedicato una bellissima versione di Canzone, e il momento in ricordo alla compianta Dolores O'Riordan dei Cranberries nella struggente Senza fiato. Suggestivo il palco enorme con 2 megaschermi laterali al centro, una testa con la visiera per la realtà aumentata e una lunga passerella per arrivare vicino ai fan. 8.000 gli spettatori, oltre 15.000 invece quelli attesi per il prossimo concerto per il bluesman che il mondo ci invidia. Zucchero domenica 23 giugno porterà a Udine il suo Overdose d'amore World Tour.